una delle ricorrenze forse più sentite per il mondo agricolo, convegno organizzato da Coldiretti Quistello. Benvenuti al nostro convegno organizzato da Coldiretti Mantova e dalla nostra sezione di Quistello. Anche quest'anno ci saranno degli argomenti, ci saranno dei nostri relatori che saranno molto inclusivi e parleremo del cibo, del valore del cibo, un buon convegno a tutti. Ovviamente non valori del cibo economici, ma il diritto al cibo, il potenziale del cibo, cosa rappresenta per l'uomo anche l'accaparramento del cibo e soprattutto il cibo che è diventato purtroppo uno strumento di ricatto anche nei conflitti, che ne abbiamo fin troppi. Come sempre dobbiamo ringraziare la parrocchia di Quistello, i volontari del teatro, e quest'anno avremo una novità, è stato fatto in collaborazione col centro d'ascolto San Benedetto della Caritas, e l'aperitivo finale nell'hall del teatro sarà curato appunto dai volontari della Caritas, e abbiamo 13 etnie che non le elenco perché non me le ricordo, però avranno portato tutto un loro piatto tipico, quindi penso che per esaltare il cibo a questi livelli sia veramente fondamentale. Riteniamo il cibo un valido strumento di dialogo interculturale, in quanto favorisce un reale e profondo scambio tra i popoli, favorendo l'inclusione e l'integrazione. Proprio questo, per noi alunne e alunni, è uno dei principali motivi che ci hanno introdotto a scegliere questo tema. A me, come sapete, aspetta sempre il fatto di consegnare la statuina di Sant'Antonio, come vedete lì. Tutti gli anni noi decidiamo di consegnarla a una persona del paese o anche limitrofe. Chiamo qui sul palco Anna Malavasi. Quando mi chiedono nei grandi teatri dove vado, girando un po' tutto il mondo e tutta l'Italia, da dove vieni? Da Quistello. E la maggior parte di volte le persone conoscono il posto perché è legato a un grande ristorante, e quindi vedi che magari uno pensa Quistello non lo conosce nessuno, invece tra l'altro allacciandoci all'argomento del cibo fa in modo che il nostro paese lo conoscano un po' dappertutto, soprattutto in Italia naturalmente. Grazie mille, grazie a voi. Prima di entrare nel merito di quello che è stato il mio contributo, il mio lavoro di ricerca, volevo iniziare leggendovi questa frase. L'alimentazione è una pratica banale della vita quotidiana. Poiché siamo esseri viventi, per sopravvivere tutti noi abbiamo bisogno di mangiare. Quindi un oggetto che serve per soddisfare un bisogno primario. In realtà non è così, e questa affermazione crea un inganno. Citando lo storico Montanari, inoltre il cibo offre un accesso diretto a quella che è una cultura altra. Infatti il mangiare il cibo di qualcun altro è il modo migliore per entrare in contatto con quella cultura, ancora meglio di conoscerne la lingua. Io sono conosciuto come cuoco vegetariano e anche come vegetariano. È quello che è successo a quel tempo, quando avevo 22 anni, e che mi resi conto che in Occidente c'era una cultura rispetto al mondo vegetariano, ma anche rispetto alla conoscenza del cibo a quel tempo, perché oggi ci sono stati tanti sviluppi, ci sono state tante riflessioni, che non mi soddisfaceva, quindi io non avevo le risposte che volevo avere, e quindi ho deciso nella parte successiva della mia vita di partire in Oriente. Celebrare questo convegno nella memoria di Sant'Antonio Abate credo che sia molto significativo, perché secondo la tradizione Sant'Antonio è stato tentato dal demonio attraverso la formazione di animali. Il demonio si trasformava in animali, quindi tenta Antonio sul rapporto sbagliato con la natura, con il creato. È un po' la stessa tentazione che i progenitori hanno avuto nell'Eden, quello di essere ingordi. Antonio resiste e dà all'uomo, al cibo e alla creazione il giusto valore, il giusto rapporto. Il cibo è per la vita, l'uomo è per la vita, Dio è per la vita dell'uomo e della realtà. L'armonia tra queste tre dimensioni è fondamentale, perché Dio permette all'uomo di diventare custode del creato. L'uomo si mette a servizio sacerdotale della realtà, cioè permette alla realtà di raggiungere il suo Signore, e questo nutre con sapienza e con profondità il corpo, lo spirito e le relazioni di ogni essere umano.
Abbiamo capito stamattina che ci siamo resi conto dove dobbiamo prenderci il giusto tempo per il cibo, perché il cibo è cultura, il cibo è storia, il cibo è tradizione e quella tradizione, quella storia, quella cultura che ci permette di poter essere importanti a livello internazionale è quel valore che noi riusciamo a trasmettere attraverso le nostre valorizzazioni, che sono le DOP e l'IGP, le riusciamo a trasportare, diciamo, dal nostro territorio con la nostra garanzia nel resto del mondo. Una grande attenzione, un grande occhio di interesse è alla sostanza organica del terreno, quindi la fertilità. Quindi l'insieme delle tecnologie dell'agricoltura di precisione sicuramente ci porterà a questo auspicabile miglioramento del suolo, dell'aria e dell'acqua.